sardu, saliva tua non da cercasa, e chi nara de eia sesi giurende su falso. Non cartasa, non iscrisi e non curasa esfuetus clarusu, limpisu e ischettusu. Non sesa rispettosu dei nostri aiaiusu, spolenchendi sa Sardegna, de totus cosa bellasa, che ci punti in domu nostra. Totus creaturas agiant arribai, antessili de sa limba nostra analfabeta. Limba chi imparas in scuola, limba chi a Narona e fuori del moda, limba chi dimisi de guardare, limba chi denesi pregungia de da imparare, limba chi rappresenta sa nostra identità, limba chi è orgoglio ad cantare. Se uso commenti una bertula stampata, chi mentre cammina verde si scosa, chi ha salocao, o da sa scicaia sa torrara, quando ne non è sprusmeri di lunga. In domo, in scuola, in saia, sia sa limba nostra guardata, chi nembosu da scarescia da mai, e chi non si in studi di commenti si studia nella stearica. Salvo, sciacquadite questa prenuncia, ammira tutto sugli tenisi de bello con orgoglio, avarra capiau a squadro moroso e a sustentato. Buonasera a tutti, io sono Graziano Cois dell'Associazione Sazza. Diamo il via a questa serata che parlerà di lingua. È importante perché parlo in italiano, perché per me è la prima volta che voglio andare in saggio. Che mi intende babbo mi narra mi ammatta se macco. Siamo questa generazione che narrata non fu anche stesso usarlo che a voi non ci si questionare italiano è importante dopo deve trabalhare e quindi fu adesso italiano è importante ma ho messo la lingua mia ed è importante gusto, importante prodotti è importante che sia fuori data, è importante che si vai comprendi tanto sei umano in quest'isola. Cosa che ha su noi grazie all'amministrazione comunale, grazie a Andrea Zucca e grazie all'amministrazione, alla Stara che è qui presente e grazie anche al presidente dell'Accademia Massimo Madrigale e grazie anche a Stefano Chierchi che è qui alla mia destra. Itta si vuol suonare che per me è una cosa importante. Io sono metà di Paulesu e metà di Cerecino. Mamma mia Paolesa non c'è più, babbo è Cerecino. Però poi per me è una vittoria, non è una sconfitta. Perché magari a questionare su Salvo, hanno deposato ed è importante per me. È un momento meno delicato e che sia festa per tutti. Buonasera e quindi do su Vuedu alla signora Stara. Una cosa volevo dire servo subito che a questo Vuedu sono fonti mie, su questo Vuedu di Gigi Sanna che mi ha mandato Esistentales, mi ha mandato un sardo nuoreso, dopo tradotto in sardo capitaleso, non da Susaldo a italiano e da italiano a Susaldo capitaleso, questo è importante in me. Per suo sentito e per suo sentimento. È stato tradotto da Susaldo Loresu a Susaldo Capitaleso, ma sa differenza io adesso arrivato. Prego. Grazie mille, buonasera. Mi scuso perché io non posso fare il mio intervento in sardo perché non sono in grado. Ho capito perfettamente quello che ha detto, però purtroppo non ho la capacità di tenere un discorso, ma anche poche frasi, un sardo corretto, lo potrei fare un po' come si fa, come fanno i ragazzini, e soprattutto per sentito dire, ho la fortuna io di essere musicista e quindi di aver imparato anche sì, e soprattutto ascoltando dai miei nonni che parlavano in sardo. Ascoltando adesso con attenzione mi sono resa conto di quanto veramente sia musicale il sardo. È una bellissima lingua, perché non è un dialetto, lo sappiamo tutti che il sardo è una lingua vera e propria e quindi è giusto che venga tramandata e non è semplice
giudice purtroppo, io sono un insegnante e ciò che, prima di essere assessore sicuramente, anzi forse ho queste deleghe perché faccio quella professione, il mio intento è sempre quello di cercare di tramandare, di trasferire le nostre tradizioni ai ragazzi. E ritengo che, perché sono loro che poi dovranno portare avanti le nostre culture, le nostre tradizioni, e noi siamo quella generazione che deve fare necessariamente da collante, perché abbiamo avuto la fortuna di ascoltare questi racconti, anche in sardo, dai nostri nonni, cosa che invece i nostri figli non potranno fare, dovranno solo ascoltarli da noi, ma non è la stessa cosa. E quindi dovremo essere ancora più bravi a cercare di tramandarli in maniera convincente, perché loro siano convinti quanto lo siamo noi. E quindi io apprezzo moltissimo questi eventi e l'interesse proprio che c'è nel portare avanti la lingua sarda e quindi la tradizione che ci portiamo dietro da secoli. Quindi ringrazio veramente Andrea che mi ha invitato a questa manifestazione e all'associazione e tutte le persone che normalmente si occupano proprio di fare questo lavoro, di essere i trasmettitori della nostra cultura, e spero da amministratore di riuscire a farlo anche in questo modo, anche non solo da insegnante ma anche da amministratore. Questo è l'obiettivo maggiore che io mi pongo. Quindi do il benvenuto ogni volta che una di queste manifestazioni vorrà essere realizzata a Monserrato, in questa sede che è il cuore pulsante di Monserrato. Questa era una scuola prima di essere un comune, quindi è doppiamente importante, e quindi benvenute a tutte queste manifestazioni, eventi che possano tramandare, possono portare nel futuro le nostre tradizioni. Grazie mille. Ringraziamo con sugolo. Con sugolo, con il cuore. Grazie. Perché è sempre importante la manifestazione interna interiore che abbiamo noi tutti. A questo punto do su voglio a Massimo, presidente dell'Accademia. Massimo, tocca da te. Saluti a tutti, benvenuti. Mi presento un pochino, non mi conosci ancora, adesso sono Massimo Madrigale e sono presidente dell'Accademia di Susanna Onlus, mantenuto giocando. L'Accademia nasce 10 anni fa, per Samparo, sa valoramento e sa fortemente della lingua sarda. E tanti strantagiata, onesti vivi, Edoardo Blasco Ferretti, via da professore dell'Università sarda dell'Università di Castello, e Oliviero Neoli. Questi tre non funti incluso in pari annoso, funti mortuso, e mi pare giusto ad usare ricordare. L'Accademia dunque è mandando innanzi questa vaina a valoramento della lingua sarda, tenete un direttivo che va di politica linguistica e stanno proposta didattica per imparare a usare la scuola e finza la pubblica amministrazione. È un modello scientifico, e sta nel collegio scientifico che fa ricerca scientifica nel suo campo della linguistica sarda. Dunque, grazie a Andrea Mura e Graziano Cois del socio Sazza, a suo consigliere Andrea Zucca, Alessandra Pinna del socio Laras e a Maria Marongio del Dominitora Alfreditrice e a Stefano Gherchi dell'Accademia che mi ha aiutato a organizzare questo attovio a un presentato su Salvo Standard.
o lo comenzai a ricordare tutto su che o canno funti passato su 20 anni dessa approvazione dessa legge su stato 482 del 99, che è stessa legge che ha riconosciuto politicamente l'usato come lingua. Sa scienza ha riconosciuto l'usato come lingua già a sindizio del secolo XX con Max Leopold Wagner. Ho la ricordare che questa lei ha permesso uno deve entrare su sardo ufficialmente all'interno della scuola, e questo grazie all'articolo 4. In pruso deve entrare su sardo fino all'amministrazione pubblica, grazie all'articolo 9 e 15, e di fatti che noi teniamo ufficio su questa lingua sarda e non dipende proprio a questa lei 482. Chiaramente già questa regione si muove in su 97, in sintesi, punti passato su 20 anni e questa regione ha San Passato approvare una legge nuova che è stessa le regionali 22 del 2018. Se avvettenti però che il Parlamento di Roma possa approvare su progetto di legge poi si ratifica questa Carta Europea delle lingue regionali e di minoria, che ad addetti permette a maneggiare sul livello di amparo della lingua sarda a suo proprio livello del tedesco, del Santo Adige, del francese, del Salvati di Aosta, oppure del sloveno, del Friuli. Il che succede in questo 20 anni? La regione ha cercato di donare a regola a vista a prodotti posso usare. E dunque si è fatto uno scambio standard della lingua sarda, su primo via da questo che diventa lingua sarda unificata e su secondo sa lingua sarda comune. Funti proposte di punti vadias, poi non fu andata in antisi, sa gente ha refutato queste proposte. E insomma, l'accademia ha fatto. L'accademia sta proponendo uno standard della lingua sarda, che diventa su sardo standard e sti gusto, e tieni un alfabeto o scrivi tutto su sardo, su campidanese e su locutorese, e due normas che punti su sardo campidanese e su sardo locutorese. Dunque, mi fermo in noi, poi prodotte questioni tecniche, data questionare su collegamenti di questi tecnici, e nulla, torno grazie a tutti. Saluto a tutti, grazie a voi organizzatori di questo attività. Devo essere il coordinatore del suo scientifico, del collegio scientifico dell'Accademia di Susardo Onlus, e Accademia di Susardo si vede questo intervento dopo intitolato Due norme a vodotto su post imperu formali del Susardo. Imperu formali in circostanze ufficiali, dunque nella scuola, nella pubblica amministrazione, ma anche nei media di comunicazione del massa. L'articolo 3 del suo statuto, questa carta dell'Accademia, proprio una delle prime cose che narra da questo punto A uno standard funti su chi l'Accademia fa uno standard della lingua sarda a norma scritta e questionata. Questa norma è sulla campidanese e questa norma è sulla codorese. Il traslevi do standard. Lo standard è la brusania da importo, poi guardate chi vola adesso in lingua e sta chi vola da bessi del suo stato di dialetto frammentato, differenti in ogni vita,
poi si vai lingua ufficiale e dunque se vuoi imperare su formali ufficiali e funta regolas e normas recesa de doctus e chi donata a sa lingua sa dignità di politica de lingua scritta commenti dotti in lingua nazionali. E su standard è definito pure come lingua tetto dei linguisti, lingua grovettura, per scritto deo, e questo linguista che si è interessato alle questioni del suo mondo ladino dolomitico, ha descritto lingua usata in forma innanzitutto scritta, ma anche orale, se si vuole, dotata di un prestigio sociale superiore a quello dei dialetti parlati in una data regione. La pratica corrente di una lingua a tetto presuppone l'esistenza di un sistema scolastico atto a garantire l'insegnamento e l'alfabetizzazione dei locutori. E proprio pensando a si trarre e si usare questa scuola che noi propone questo standard. Poi su standard dona a una lingua di minoria la possibilità di ispaniare, di essere uniformi sul territorio, di durare in su tempo, la possibilità di studiare e sempre può essere fatto in ogni campo e momento della vita e della comunicazione. E chi arrenesce all'ompi a suo status di bilinguismo perfetto, io da depi donare vince da sa propria sfera socio-economica della lingua del suo stato e non come in narrata San Miguel prima che scelti italiano donata a sa sfera socio-economica a sa gente che da sciria questionare, mentre chi avrà scelti con suo sardo non poteva andare in alto. Come si fa ad uno standard? Il linguista si imparano. Questo sarà via un linguista dell'Università di Bologna ha descritto ogni lingua si suddivide in dialetti talvolta così diversi tra loro da essere incomprensibili reciprocamente. Non è sul caso del sardo, però si accosta a questa situazione su sardo pure. La lingua scritta tende a essere più conservatrice, ma soprattutto è una forma normalizzata della lingua. Interessa quindi il fatto che quando si deve dare una forma grafica alla lingua non si possono più utilizzare le oscillazioni del parlato. Su standard si va di scioverendi i sonus che dependenti delle stabilità di essi scrittus. Cioè stanno i sonus che differenziano i fuertes e funti in grado di vai a riconoscere. Inoltre questi funti esempi di fonemas, in ateici i depi testi scrittus, c'è questo esempio di cerri e kerri, o su campidanese, che funti due fuertes che si differenziano tra scettivo su zono del primo zono del suo fuero che è un'altra sa c e un'altra sa c. E dunque si regola da fonema differenti, depi ten grafema differenti. E dunque si hanno po' facilità di dedottus che si usa alfabetizzato alla scuola in italiano proponeva dell'assai i grafema dell'italiano dunque si imparava su sa i po' valatalizzare sa c avanti a o u ciaccio ciu e imparava su sa h po' velarizzare su sono do stato e sa c avanti a e i e dunque questo è facile da imparare con il testo uguale italiano. Invece se sono su chi non tenti dignitadi de sono su chi distingue ti fuertes funtinau in linguistica allofono che funti pronunzias in dialetto differenti del suo proprio fonema. Ci funti due esempi su voedo italiano sole che in campidanese tieni tutte queste pronunzias soli, sovi, sovui, sori, soi, soi, solli e soui, oppure sono, son e sonu. È chiaro che questi sono differenti non funti fonemas, oita non distinguenti fuertes differenti, funti sempre sul proprio fuedo pronunziamo in maniera differente a seconda della vita. E dunque se si regola nada che chi non c'è un fonema differente non ci deve essere un grafema differenti. Sul grafema deve essere su proprio e dunque questa norma scritta o si impero su formali ufficiali si propone di imparare in questo topo questa scrittura etimologica del sul latino e dunque è usa scritto ottus soli e sonu
mancai lo pronunziato in maniera differente. E dunque questa norma deve essere fatta a maniera che tutti una volta comprendi all'estero e possano prodursi sia di su quadro che su scritto, che tutti possono imparare con regole fonologiche e morfologiche dei suoni e della grammatica, che siano chiare, precise e che facciano da dedursi e applicare in astrogo, e che non sia manco troppo scrovellosa o troppo stesiata della varietà del logo, che deve risultare accappiata in qualunque maniera. Chi non si propone su standard che sia troppo atteso della pronuncia del logo, sa gente non la riesce mai a imparare e a vuole imparare. Poi la norma poi sarà relata formale, si può di produrre e trasmettere idee, può uniformare la rusagna che poi da pari sa gente di un popolo, sta nella lingua. E poi dava proposto un punto di preconta che rende da una pronuncia precisa, come tutte le lingue, in verità non funti tutte le lingue che diventi questa pronuncia obbligatoria. Faccio questo esempio del norvegese che tiene due norme scritte, però non tiene nessuna regola di pronuncia, poi funti tutto dialetto sul mera accanto ai vari e questa gente può questionare come teori, finché in situazioni formali o sul dialetto su e non ci punta regola di pronuncia precisa. E i linguisti pensano che lingue di minoria, che funti in meda frammentata, e adesso in meglio su non impone a regole di pronuncia troppo precise. E dunque se posso usarlo, come ti fa Deus a fare un scevero che accontenti di a tutti? Secondo il numero dei fuedatori, mi sa, su campidanesi la vinci facilmente, poi Caseo e Schighistione tra campidanesi, se su doppi di Schighistione tra Lovidoreso e Noreso. Oppure secondo su primore politico, o su primore economico, o su primore letterario. Ogni Stato attento all'evoluzione sua, la maggioria delle lingue, tipo su francese, su spagnolo, nasce dal suo primore politico, dessa corte, del suo re di Parigi e Madrid, e dunque funti gusto di lingue senza punti imposta. Se invece se fosse italiano ha vinto sul primore letterario del sudoscano dei Tres Coronas, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio. Ma i linguisti si raccontano che solo agendo storicamente, seguendo le linee di progresso della lingua, le innovazioni programmate potranno affermarsi e stabilizzarsi. Non fai andare contro questa storia, e questa storia di questa Sardegna, questa lingua, tieni o avanti in maniera clara e precisa. Sì, deve un'ai che su sardo esti una lingua, poi tieni una sintassi, sa formazione della frase, sorti del fuerzo, è uguale in tutta la lingua, in tutti i dialetti del sardo, e le differenze sono appunto perché tutto poi i sonus e poi le desinenze grammaticali. Dunque, una lingua deve tenere un alfabeto e questa lingua sarda noi proponemos questa proposta di ortografia che è sia già scantano o questo liburello che portata questa prefazione dei poemas di Oreste Pili e Paolo Pillonca, per chi vuole di accordo tutti gli schionti scritti in sardo, sia gli schionti scritti in locutoreso o in campidanese non che sia varietali. E l'ortografia è uguale con l'ortosu. L'ortografia sta nella corrispondenza tra suono e scrittura. Però in norma funti due spinoso proponeso. Poi come ti vuoi detto prima, non potevo andare contro questa storia letteraria. Questo standard da due norme, secondo noi, è fondato a sulla della presenza storica in suo connoto letterario sardo di due varietà linguistica mannas, la locutorese e la campidanese. È vero che chi stiamo a maniera scientifica, come ti pare linguista, non c'è una prazzitura netta, proprio precisa, veritera, che non sia un vago idealizzata. Poi c'è una continuità di mutamento del dialetto, sia a intro dei varietati e sia tra una varietà e l'altra. Però
pode un naica, nemusi e da podi naica in Sardegna non ci possa essere pensa su uno poetatori che leggendo o ascoltando una poesia, un conto o una cantata che si sia non riesce a scerare in poco secondo su che questo scritto per tocchi da questa varietà di locutorese o questa campidanese poi te la sconoscevo su dei secoli. E questo poeta scientificamente ci funti in linea geografica che dinanta isoglossa che funti in linea geografica che prazzi il locus di ponnai pronunciata in una maniera facile e schi pronunciata in un'altra. Ecco, questa linea isoglossa di fondamento che per tocca un numero non mero di poeti su del massimo impreo di ogni anno e funti sia di razza fonetica, stanno sonus, tipo fizzu, figlio, oppure morfologica, di desinenza di questa grammatica, cantare, cantai, oppure questa variabilità di lessicali, tipo pordighe o didu, che prazzi in tal maniera più o manco orizzontali se Sardegna in due metà di linguistica. Sarà sede in mezzo una zona grigia davanti al linguista del dialetto su anche i isoglossa fonti dotto gettata a pari si incrociano e si confondono in intervista. E dunque sul libro c'è questa cartina, noi scioperiamo 4 isoglossa esploso da importo, s'articolo plurali, di esti is in capitaneso e sossas in locutoreso, sa valattali contra sa velari, tipo celu, chelu, oppure sa su pronomini personali du in capitaneso e lu in locutoreso, o sa vestita a e e a o che sul latino che sta parlando in locutoreso e invece in capitaneso è serrata i e u. Dunque sugane, sugani, soschelos, is celus. Questa è un'altra cartina che ha fatto sul professore Blasco Ferrer che ha aggiunto altro fenomeno su fonti fonetici tipo ischina, limba, fizzu e ruttu in locutoreso contro sa schina, lingua, fillu e arruttu. Oppure altro su grammaticali tipo sa desinenza dessa terza persona che su capitaneso a potere da satti finali sul latino cantant, cantanta e invece il locutoreso questo atti antivedria nanta cantana. Oppure bada invece che cesti, ciadi o ruiadi, oppure le differenze fonetiche. E che il dialetto sardo si anta prezioso in due macro varietà, si lo fa in da bene questo studio del professor Bolognesi che ha piegato 200 fuelli su ha fatto pronunziare a oage de bidas, appunto ottantena de bidas e ha ripetuto a suo computer del dusponi accanto che vianta meda similisi o del dusponi stesiauso che vianta prosatteso e noi si vede chiaramente che c'è i vidas de bascio che è su campitaneso e vidas de su che è su locutoreso e su numeroso che è finza sabruso atteso in atto. Quando a periodo di vai savrazzitura in 8 aree, appunto per si adotto i sutta varietà dei macro varietà, se stanno su campitaneso punti 2 in noi ma fai da due sprazzi ancora puro e invece se su locutoreso in atto il numero su 1, 2, 3 e 4 punti in zona anche si prazzi di su questa macro varietà di locutoreso e sta numerese. Se l'SC, come vi all'end di massimo, chi ha proposto questa giunta Zoru, commenta a standard unico, è stato arrefudato e tutti scampidanesi. Su voi videsi, anche si vogliono, mei vidas adesso locutoreso de bascio, accanto a passante, ghirazza, sedula, ulattiso, e dunque è mera stesiata del suo campidanese. Invece se noi quando su 2009 ho proposto questa norma con su campidanese che dinanta isa regolas ho fatto imperendi proprio questa varietà di
centrali prusu literariamente accettati da tutto su del campidanese che si accosta dai dialetti su de Castello, perché altro de Maracalagonis, e mo questa primotta noi proponeva su Finza sa norma del suo locutoresu e sceverà una varietà di chi si pone proprio in mezzo a sa maggioria dei dialetti del suo locutoresu centrali e sta in questa zona del sudoceano chi viga da Bono, Pultei, Anera in questa vita e noi pensavo che questa due norme sarebbero posta didattica, poi a scuola adesso abbastanza facili fai a mostrare più che sa relata di questa varietà del logo, sa pronuncia dei bit con questa norma è meta facile, poi ci punta a regola di corrispondenza tra la pronuncia del logo e questa norma. Poi Deus è omogoreso di questa marmita, noi su sa L intervocale che da pronunciare su B e dunque è una rosovi ma a studiare che questa B intervocale che corrisponde a questa L sul latino e del suo castellaio e di questa norma scipia del suo campidanese e da scrivere L oppure questa assimilazione del suo gruppo RT che noi pronunciamo su molto 8 a imparare che viene del suo latino RT e dunque non mi da costare il suo non ma da bene a descanso a scrivere RT ma che idea di pronunci CTT e dunque questa norma, questa didattica rispetta da sempre sa relata regolari tra suono e scrittura e ai ci prodotti sardo su che sia varietà di query e che sia norma del pantadottai antateni proprio a regola di corrispondenza questo è sull'uso che potevo pensare di lei OND a suo punto anche questa lingua sarda che è stata cantamela sul curriculum dei esperti che a babbo e mamma sono trasmessi ai figli però c'è di una politica seria delle istituzioni di questa regione perché tutto può la fare entrare a scuola e in scuola sa deppi imparare con spipius o con spicciocchetti sa guardare del logo come pronuncia poi esti su unica pronuncia di voi spipius e spicciocchetti ragazzi tagliando d'oro a domo e i maestri hanno imparare a spipius da scrivere imparare questa norma dessa macro varietà richiesti per accanto a questo dialetto del logo e Teo penso che finza siano tepici i vecchi su de vita che futti oramai i unici su cui conoscete ancora questa lingua può aiutare i maestri spipius a imparare questo è il punto di Isaia che noi proponeva sul libro Dodaneus Spereus del ruolo di Spranzimera in tutta questa Sardegna ora osservai con un'altra 4 slides questa questione diapositiva davvero non la cantavo sul termine slide questa voce di stasera poi questa diapositiva è questa su fotografia non è preguncia no? andate a vedere fotografia non è preguncia te puoi essere rinoso primo ma imparare sfuetto se non te più te di preguncia giusto teneva senza se su noi poi questo è usato no questo è inglese no prima non si imparato questo fuoco certo che no se sono nuovi gusti e ci avventuriamo nel campo dei neologismi dopo sono scelti questa questione di questa unificatura linguistica che questa regione è fissata che su standard del PS1 devo cercare questo libro che è di interesse sulla pianificazione linguistica appunto tu linguista se vedo dei importi in Italia dell'Aquila e Iannaccio che scritti quando fa questa introduzione storica dei commenti punti nasciusi su standard scritti la lingua è attualmente componente essenziale dell'identità e coesione statale tanto da far sembrare naturale e quasi necessaria l'equazione stato, lingua, etnia. Di fatto le nazioni europee che però funti nazioni, funti status
gli stati europei si reggono su questo principio. La lingua comune è collante e legittimazione della nazione, dello Stato, è fattore in ultimo prevalente. Nazioni diverse parlano lingue diverse, i diversi parlano lingue diverse. Appunto, i nazioni si questionano tra lingue differenti, no, su chi sia una nazione sarda, questionano su lingue differenti dessa nazione italiana, chi è un'altra lingua, dessa nazione e del suo Stato italiano. Ma l'Italia poi essere nazione. Dunque, lingue altre o dialetti rappresentano un ostacolo al conseguimento dell'ideale di unità nazionale espresso dalla lingua standard e sono quindi combattute come residuo di ignoranza e su chi ha fatto l'italiano il dialetto e finse non si usava. In ogni caso è la popolazione che si deve adattare alla lingua dello Stato. Non è mai presa in seria considerazione l'ipotesi che siano le lingue ufficiali a potersi accordare alla realtà sociale, ad esempio tramite l'accoglimento di più varietà standard modellate sui diversi usi effettivi dell'insieme dei cittadini. Questo è accaduto in sottogentus in tutta Europa, e ci si punti formato e punti nasce si sono stati su nazionalisi, tra virgolette, che però potanta entro un meda nazioni si finse differenti. E lingue nazionalisi, come italiano, ha combattuto e cercato di poi ci usato come tutti gli altri dialetti e lingue che si stiano in Italia. Ed io credo che nemmeno oggi, io lavoro in Raivo su venidori di questa lingua di Sardegna, a un passao, questa storia del tempo su de oggi, a mostra de hai interrauto di ore. E poi c'è questa questione di questa diversità di come ricchezza, dei spontis e non dei musu. E poi non si deve scaresci che questa Sardegna è una realtà di multilingua, poi vinzas a non considerarsi italiano, te di brusu di una lingua nazionale, voi te garduresus, istantaresus, isaligeresus e istabarchinusu, non questionano né italiano né sardo, e uno va in parte di questa nazione sarda, chi si intende di sardus, e si deve intendere di sardus. E dunque, se tutti in lingua est usato con varietà di sua, e finzas ischi linguisticamente punti non sardas, come su garurese e su lantarese, sono punti del cecco sardo, deve intessa imparadas con sa proprio dignità e proprio su diretto, che punti espressioni del suo uso. Grazie. Andare in mena, ma mi pare che dopo questa questione di Stefano appare evidente una cosa è da questionare e una cosa è che hai una regola da scrivere, a seconda di come ti scrivi in una maniera e magari per un altro usato scrivi in un'altra maniera, una doppia oppure un fuoco scritto in un'altra maniera, quindi è importante su che andiamo agatai una cosa, due, tre, non riuscivano a tantessere, però insomma ma non tanti conosco, tanti pochini s'affacciano con il spicciochetto dei ori, con il spicciochetto dei grassi, che attenni un regolamento può riscrivere, non lo puoi dare. Potete ognuno da vuole la moneta sua a seconda della casa carta. Dopo questo penso che sia da ora dei intendi a chi si è interessato per questa manifestazione e quindi su questione di Andrea Zucca. Come su vuoi da tu, Andrea? Grazie tante. Allora, diciamo che questo evento è stato un parto, perché con un vero e proprio parto, perché con Massimo avevamo già programmato di fare questo evento prima dell'estate. Massimo ricorderà, perché mi aveva cercato per organizzarlo, era stato inserito come evento di monumenti aperti che poi è caduto durante la campagna elettorale. Certo, però dico, però questo evento ricorderà Massimo, diciamo, il distratto, che sarebbe dovuto essere un evento dentro dei monumenti aperti. Dovevamo
comunque immaginato di farlo in maniera un pochino differente, anche maggiore, poi avremo modo anche di rifare interventi in merito. Poi è saltato, comunque l'abbiamo rimandato, adesso siamo arrivati oggi e finalmente siamo riusciti a farlo, a presentare anche a Monserrato su Sardo Standard. Quindi siamo molto felici, sono felicissimo perché non avevo mai sentito la relazione di Stefano, che è veramente bella, c'è un lavoro dietro che è importante. Speriamo che questa cosa possa andare avanti e possa veramente diventare la codifica ufficiale. Io da parte mia, a parte essermi interessato appunto per organizzarlo come amministratore, sono qua in quanto amministratore di Monserrato, quello che sarà il mio impegno è quello di provare a valorizzare la lingua sarda a Monserrato, che è quello che ho sempre fatto da quando amministro a Monserrato. Questo è il terzo mandato in cui sono amministratore a Monserrato. Il primo ho avuto la fortuna e l'onore di farlo da assessore, tra l'altro con la delega anche alle tradizioni popolari in lingua sarda, e qualche cosa, infatti è allora che ci siamo conosciuti con Massimo, abbiamo iniziato a fare delle cose, abbiamo provato ad attivare lo sportello della lingua sarda, abbiamo fatto la domanda a quei fondi e purtroppo poi c'era stato un taglio dei fondi e lo sportello non è più partito, perché purtroppo in passato non era stato fatto in passato quando c'erano i fondi, quando l'abbiamo provato a fare c'era stato più un taglio e non era partito. Però adesso a breve ci sarà uno sportello della lingua sarda che partirà attraverso la città metropolitana. Questa è una cosa che arriverà a breve, adesso non so se l'assessora è già a conoscenza di questa cosa, quindi chiaramente dobbiamo stare, diciamo, con gli occhi aperti e aspettare che questa cosa, diciamo, parta, e come Monserrato noi dovremmo essere protagonisti, avere il nostro spazio e magari poter avere anche una giornata a Monserrato, perché chiaramente partendo come città metropolitana ci sarà un'organizzazione ovviamente su tutti i comuni, quindi bisogna essere bravi a starci dietro. Poi su questo io vigilerò, sapete, vigilo abbastanza in tutto ciò che accade, tutto mi si può dire tranne che non vigili su ciò che accade, quindi sicuramente questa sarà una cosa importante per farlo partire. Un'altra cosa che era stata fatta, ho avuto la fortuna che venisse proprio poi anche fatta quando era assessore, i cartelli in sardo che a Monserrato non c'erano, sono stati messi per la prima volta in quegli anni 2012, poi sono stati potenziati, ormai è diventato una cosa normale. Nel momento in cui viene cambiato un cartello a Monserrato viene sempre messo in doppia lingua. Quando era stato fatto erano stati finanziati, mi sembra, 4 cartelli e ne avevamo messo 4. Poi da là fortunatamente si è avviata una certa cultura su questo, che è importante perché il nome del paese, del proprio paese in sardo è una cosa importante. Adesso l'altra battaglia che ci piacerebbe fare è quella di essere magari Monserrato un paese che può iniziare nella propria scuola dell'obbligo a portare il bilinguismo perfetto, quindi iniziare a insegnare il sardo. Perché chiaramente io parlo di Monserrato perché sono amministratore di Monserrato, è chiaro che sarebbe l'ideale che questa cosa diventasse un obbligo per tutta la Sardegna, però noi come Monserrato sarebbe molto bello che questa cosa la potessimo fare, anche perché l'unico modo che abbiamo di conservare la nostra lingua, il sardo, è quello di insegnarla a scuola, perché ormai, l'ha detto l'assessora prima, molte persone il sardo non lo sanno neanche parlare, o i ragazzini sanno dire qualche parola, qualche parolaccia, qualche modo di dire, ma un discorso in sardo non sono in grado di farlo. Quindi o decidiamo di dare gambe a questa cosa, quindi iniziare a far parlare, perché almeno poi la grammatica, come è stato detto bene, una cosa è scrivere, una cosa è parlare, e quindi è importantissimo questo lavoro. Però noi dobbiamo fare in modo che il sardo si parli, che tra di noi possiamo parlare il sardo con la stessa dignità con cui parliamo l'italiano. L'unico modo è farla a scuola, e ora siamo proprio al limite, siamo quasi fuori dal tempo massimo, perché la maggior parte dei ragazzi il sardo non lo sanno parlare.
non riuscite cristiani, non riuscite neanche manco un fuoco, non comprendete nulla, non riuscite manco, poi manco chi si usato questa nostra lingua, non riuscite, pensa chi si usato sia una cosa, poi chi è ignorante, poi chi non ha studiato, non anda bene di aici, non anda assolutamente bene, e tocca assolutamente a intervenire in noi. Basta, io quello che volevo, il mio intervento voleva essere prettamente legato al mio ruolo, non mi sostituisco sicuramente agli addetti ai lavori che hanno fatto una relazione stupenda, grazie a tutti, spero di fare una cosa simpatica. Grazie. Ringraziamo Andrea per il suo lavoro e poi bello sfuoco sugli andiamo. Dove stiamo usando? Continuo con questa cerimonia. Con orgoglio, prima ancora di donare quello posato su chi c'è canto in sala di ora la sua, perché è giusto che ognuno possa andare a sua. C'è il nostro presidente desta associazione in sabro diversa di questionari a dove dai in italiano. Il dottor Andrea Mura dell'associazione Salsa. Vieni Andrea, vieni. Andrea ha descritto una poesia, Andrea scrive, ha già scritto con Paoli un libro e sta pronto un altro che a breve via da Vessili e avevo più scritti con questa circostanza una bella poesia. Andrea, tocca da te. A questa all'estero, chi stiano e lì questa poesia. Alla torrai. La lingua nostra la torrai nei sogni degli spicchiusi. In chi est innamorato quando si visti da noi. Alla torrai in Sammatta Brumana. In primo stelu chi saluti de divinità di una notte di autunno. E in suprori raro chi lascia in terra e sfolla sua sa commenti in lacrima la lingua nostra alla torrai. In ogni pregio chi a sa vita arrivi, in ogni pena chi a sa vita brancidi. E in suscurio dell'immensa solitudine sa nostra lingua non adesso mai bruini alla torrai, di sono sicuro. E lingua è una bella poesia scritta con suo coro. Sagina passata, abbiamo accostato a lei e ci via da una poetessa sarda, Cristina Serra, e via da con Antonietta Pica. Antonietta Pica Ligi è iscritta e giornalista della televisione sarda. A Ligi una poesia in nuoreso, andiamo questo sfuetto, andiamo. Posso comprendere che ancora non da comprenderla, però provai a fare una cosa, sarai socoso, che tanti da comprendesi. Ci via gente, ma la gente non fia sarda, ci viene turista, sa. Appunto, castiamo, anzi, sarai socoso tutto, e issa lì c'è la poesia, tanti comprendi a tutto. Signori, a chi non li cristianai, muoiono nostro suo